Buongiorno, sono Sileno Rampado, direttore degli Istituti Filippini di Paderno. Oggi insieme a Daniele Ferrazza, che è stato il curatore del volume storico che abbiamo dedicato alla storia dei 100 anni degli Istituti Filippini, ci siamo riuniti qui nella sede dell'ex municipio di Paderno del Grappa per una colazione letteraria ed è stato estremamente piacevole ripercorrere con lui e con le persone presenti questi nostri 100 anni di educazione, di presenza educativa nel territorio, dalla grande figura di Monsignor Filippin alla presenza ancora quotidiana e odierna della Congregazione dei Fratelli di Scuole Cristiane. Un momento anche per dialogare e, come dire, valorizzare alcuni elementi della nostra storia, le grandi innovazioni che aveva messo in atto Monsignor Filippini fin dalla fondazione della struttura e che innovazioni che anche oggi vediamo come assolutamente necessarie e che in qualche modo servono a traghettare la storia dell'istituto verso il futuro, dalla scuola pensata come uno spazio evolutivo montessoriano per i più piccolini dell'asilo, gli spazi pluridisciplinari e multidisciplinari del padiglione Divina Provvidenza, allo studio delle lingue avviato fin dai primissimi anni 50 da Monsignor Filippin e poi continuato dai fratelli. Oggi, anche nella discussione odierna, è emersa la necessità di pensare al futuro della scuola, vista anche il calo demografico e vista la necessità di pensare all'inserimento lavorativo e accademico dei nostri allievi e crediamo davvero che la necessità del nostro istituto, la storia del nostro istituto deve continuare ad evolversi nella logica della cura, del monitoraggio puntuale dei curricula scolastici, dell'avvicinamento sempre più attento a quelle che sono le nuove dinamiche del lavoro, nell'ottica di un corretto inserimento dei nostri studenti e delle nostre studentesse.